Sfuma l'ipotesi di collocare a Valesella di Domeggio di Cadore elicottero equipaggio di Falco durante i lavori di restyling della base del SUEM a Pieve di Cadore. Lo si apprende dalla deliberazione del direttore generale dell'Ulse Dolomiti, che lo scorso 10 luglio ha affidato alla ditta Serena di Treviso il noleggio di prefabbricati modulari abitativi per l'equipaggio dell'elicottero, per la pianificazione dell'attività, la preparazione dei voli e l'attesa. Per tutta la durata dei lavori di rifacimento della piazzola di atterraggio dell'elicottero del SUEM all'ospedale di Pieve di Cadore, elicottero ed equipaggi troveranno sede qui al 14° nucleo carabinieri del Veneto all'aeroporto di Belluno. Per il noleggio dei moduli, la cui durata è stata fissata in 12 mesi rinnovabile per ulteriori 6, l'ULSS spenderà oltre 33.000 euro. L'installazione dei prefabbricati è prevista per la fine di luglio, solo successivamente la base EMS potrà traslocare a Belluno e si potrà dar corso ai lavori aggiudicati dalla IT di Modena per 2,5 milioni di euro. E dunque, sfumata l'ipotesi di lasciare Falco in Cadore in orario diurno, se ne deduce che è posticipata anche la fine dei lavori alla base di Pieve, che era prevista entro il prossimo Natale. Una notizia che certamente rinfocolerà la protesta dei comitati in Cadore e in Agordino, già sul piede di guerra. Dobbiamo batterci perché gli ospedali di Pieve e di Agordo tornino ad essere quel presidio salvavita per il quale entrambe le strutture sono nate nelle terre della vera montagna, scrive la passionaria Maria Antonia Ciotti, ex sindaco di Pieve di Cadore. È un diritto che ci spetta come cittadini di questa regione, dove esistono 2 pesi e 2 misure. I comitati chiedono che venga ripristinata la reperibilità chirurgica H24 nei 2 nosocomi. Per l'ospedale di Agordo, proprio oggi, sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. I lavori inizieranno il prossimo autunno.